Autonomia del Veneto. In molti adesso iniziano ad avanzare dubbi sul reale compimento del percorso. Del resto le recenti dichiarazioni del vice premier Di Maio e oggi quelle del premier Conte lasciano spazio alle più diverse interpretazioni. Chi continua ad essere chiaro sul percorso verso un Veneto autonomo è il governatore Luca Zaia, che proprio sulle dichiarazioni del primo ministro risponde così. Noi non abbiamo alternative, abbiamo fatto un referendum, 2.328.000 veneti e venete sono andati a votare, punto. Abbiamo presentato un progetto, abbiamo vinto una sentenza avanti la Corte Costituzionale, dire oggi che al Veneto si dà di meno vuol dire prendere in giro i veneti, ma non voglio neanche pensare che sia così, non sarà così e a febbraio, il 15 febbraio andremo a firmare un progetto in linea con quello che abbiamo chiesto, altrimenti io non firmo, ovvio no? E i veneti lo sanno già, non vado a firmare progetti anacquati, ma non voglio neanche metterlo in inventario questo, visto e considerato che abbiamo un bel progetto, delle 23 materie, è esattamente quello che c'è scritto in Costituzione. Se tu mi vuoi dar di meno di quello che c'è scritto in Costituzione, vuol dire che non hai fiducia dei veneti, ma allora è un altro mondo. Per quanto riguarda le competenze che anche oggi il premier Conte ha sottolineato rimarranno allo Stato, il governatore del Veneto specifica. Sono scritte in Costituzione, l'esercito è una competenza nazionale, e l'aviazione, tutte queste competenze che non sono diciamo, sovraterritoriali, sono delle nazioni, accade anche negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che è un paese federale, o la Svizzera piuttosto che altre realtà, hanno delle competenze meramente nazionali, ma è bene così, noi non vogliamo l'esercito, non ce ne frega niente, a noi interessa portare a casa competenze concrete che portino risultato ai veneti. Governatore che guarda già al dopo febbraio, convinto dell'accordo col governo. Firma dell'intesa, lo prevede la Costituzione, il che vuol dire che si firmerà questo contratto. Firmato il contratto va presso le Camere, quindi al Senato e alla Camera dei Deputati, verrà votato a maggioranza assoluta senza poterlo modificare, questo ricordiamolo, quindi è come un voto di fiducia perché se non passa vuol dire che non c'è più una maggioranza. E passato inizia l'iter di trasferimento delle competenze, delle risorse che ovviamente sarà un iter che si diluirà in mesi rispetto alle singole competenze, ma si inizia. È fondamentale iniziare. Se avessero fatto il lavoro che abbiamo fatto noi 20 anni fa, oggi saremmo come Trento e Bolzano, questa è la verità. E l'autonomia del Veneto sarà uno degli argomenti del discorso di fine anno che il governatore terrà su tutte le reti del gruppo Media Nord-Est. Parlerò a 5 milioni di veneti e oltre a fare l'augurio, è l'augurio di cuore per come ci hanno seguito, assistito, criticato, consigliato, per tutte, è un ringraziamento a tutti, ma per il bel segnale di civiltà, di democrazia, di grande senso delle istituzioni dato con il referendum. Guardi che è un referendum che ti porta il 60% dei veneti a votare e con 2.328.000 veneti che ci vanno, vuol dire che il mondo sta cambiando e se Roma non lo capisce sono guai. Quanto orgoglioso è di essere Presidente del Veneto? Ma guardi, io sono orgoglioso di essere veneto e lo sono fino al midollo spinale. Ho lasciato il Ministero per andare a governare, per venire qui a governare il Veneto, lo faccio con la passione di uno che fa le robe per casa sua e per la sua gente.